abbiamo avuto un weekend lungo, molto intenso, perché abbiamo avuto 3 giornate scoppiettanti, come si usa Per dire. forza. Per forza, perché noi siamo il motore del paese. Ma certo. A Roma parlano di governo sì, governo no, elezioni sì, Noi elezioni. invece andiamo Noi invece a vedere. facciamo. No, facciamo. Vediamo bianco sì, rosso no, rosso sì, rosso no, bollicine sì. Perché il mondo bollicine del vino no, perché il mondo del vino è importante. È del cibo, vino e cibo.it è fatto così. Non farti pubblicità come sempre. Ah, scusa, devo dire Venezia Channel. .com. Ma c'è. Venezie. Diciamo Channel. Venezie con la plurale. Channel.com hai creato finalmente sì. Esiste un archivio di tutto quello che facciamo vedere in questo momento. Si trova. Partiamo in ordine cronologico. Andiamo. Noi siamo partiti con l'inaugurazione a Lonigo, il famoso Palazzo dei Pisani in centro a Lonigo, con l'enoteca dei Colli Iberici, diciamo del consorzio dei vini Colli Iberici di Vicenza. Esatto. È molto importante perché da tempo esisteva questo spazio, che esisteva già, che è stato riorganizzato anche grazie un po' alla spinta di questo direttore che si chiama Giovanni Ponchia. Giovanni Ponchia. Vedo. Che veramente ha dato che lui prima è stato l'uomo chiave, se vogliamo, uno degli uomini, il secondo uomo chiave in comando, o non in comando, non lo so, del Consorzio di Soave. Quindi lui ha un bel trascorso. Lui ha un trascorso molto lungo, ha accumulato una dose di, credo sia stato anche a Londra per fare un master wine, una cosa del genere. Ha una bella esperienza e questa l'ha portata con un vento di novità al Consorzio dei Colli Iberici e di Vicenza. Sintesi, quindi inaugurazione di questo spazio, abbiamo avuto come testimonial, come punto di riferimento il sommelier dell'AIS e grande maestro del Quirinale Alessandro Scolsone, esatto, e poi naturalmente gli ospiti erano tanti, ovviamente c'era un po' tutta la, come si usa dire, la crème del mondo, quindi veramente tanti ospiti, poi li vedrete nelle immagini che abbiamo ripreso, ma poi noi non ci siamo fermati qua. No, 50, siamo andati a... Dove ti ho portato? Non lo so. Anzi, mi hai portato tu, a dire la verità. Sì, su appunto ti eri quasi perso. Appunto 0. Esatto. Qui cosa abbiamo in realtà? Proprio casualmente abbiamo una bottiglia della produzione di Punto Zero. Abbiamo il di mezzo. Il di mezzo. Perché si chiama di mezzo? Ma perché ce l'hanno anche spiegato il perché? Il problema è che noi abbiamo bevuto talmente bene e siamo stati deliziati da un'ospitalità squisita di Marcello Tofano e ovviamente dal suo consorte e dalle figlie poi, l'Anna Paola e la Carolina De Besi. Esatto, e quindi insomma siamo stati talmente bene che perché dovrei ricordare il nome di un vino, l'abbiamo bevuto, era buono, lo suggeriamo di mezzo, come suggeriamo del resto tutta la produzione di questa azienda, che fanno dei rossi estremamente gradevoli, ci sono arrivati perché a loro piace fondamentalmente fare il vino e berselo anche, e non è un fatto trascurabile. Hanno preso un enologo famosissimo nella Valpolicella, è un maestro della Morone, chiamiamolo così, e si chiama Gasperi Celestino Gasperi, che poi ha anche un'azienda sua, un'azienda importante, un'altra realtà importante della Valpolicella. Io direi di chiudere con l'evento della domenica. Ah sì, Piovene e Porto Godi, esatto, perché la manifestazione è stata ospitata da una cantina altrettanto storica del 1500, se non ricordo male, ed è la cantina che produce il Piovene e Porto Godi. E abbiamo avuto proprio come padrona di casa Alessandra Piovene, insomma, padrona di casa, e poi anche un'altra ragazza che si è data un po' da fare, Elena Cardin, che mi ha introdotto in questo mondo perché è stata molto brava. Lei ha un'altra cantina che si chiama Terra Felice, molto bello anche questo nome, Terra Felice, no? Ci dà una felicità già nel pronunciarlo. Io ci sono già stato, si beve molto bene anche là, si mangia ancora meglio, devo dire, perché lei sceglie per le sue degustazioni delle aziende agricole che producono direttamente, e devo dire che anche lì si sta molto bene, ma in genere... È stata una 3 giorni bellissima perché tra l'altro in quell'occasione c'è stata anche questa occasione di stare insieme i produttori dei Colli Iberici con quelli dei Colli Euganei, che non è facile. No, più che produttori direi produttrici, quindi ancora meglio, perché tu
hai perso il c'è pelo, sempre... hai perso il pelo, hai perso il vizio, però evidentemente qualcosa Sì, che è rimasto. Insomma, no? No, questi volti femminili, questi E volti quindi giovani, erano freschi, le donne, hanno dato erano le donne un'aria del vino, nuova. Donne del vino e ugane iberiche. Esatto, O questo... berico-ugane. Sì, diciamo partiamo da... E questo è bello perché spesso noi uomini non riusciamo a creare queste occasioni di incontro, invece le donne ci sono riuscite ed è merito appunto del gruppo che ha organizzato questo e di tutte le ragazze. Basta, abbiamo stancato direi. Ma sì, io direi che a questo punto, ma intanto perché siamo qui? Intanto, perché, cioè uno dice, ma come fate una specie di rassegna in quella che una volta si chiamava osteria, giusto? Dimmelo tu perché siamo qui. Ma io qui alle mie tu che spalle hai telefonato, tra la rassegna di bottiglie allora, anche una mi bottiglia hai telefonato per di dire Durello. che Tu sei uno dei maestri del Durello perché insomma... maestro è una parola grande. Allora io volevo parlare un attimino di questo luogo, Di questo l'anfora, di questa osteria, di questo perché fra 36 poco ci sarà il debutto qui a Padova del Durello di Gianni Tessari. Credo che a Padova in qualche locale tu già lo riesca a trovare. Beh, ma non così, ma non così diffusamente, è vero. Qua grazie a tutta una serie di intrecci astronomici, lo troverete prossimamente, ci sarà il debutto all'anfora nel centro storico di Padova, in via dei Soci, proprio a mezzo metro dal ghetto di Padova, dal cuore della città, dove si beve ancora bene. Questo, più o meno, è una dimostrazione, ma ci sono tantissimi altri vini, colli iberici, colli ugani, colli piacentini, colli... L'Italia è piena di colli, per cui qua veramente non c'è che l'imbarazzo della scelta, soprattutto perché poi come i Monti Lessini, che non sono colli, sono un po' più altini di colli, Sì, certo. insomma, sono delle aree, dei terroir come dicono i francesi, capaci di dare dei vini assolutamente irripetibili, con delle uve assolutamente incopiabili. I cinesi potranno anche venire qua a imparare a fare del buon vino, ma non potranno certo, che ne so, Durella, Moscato, Fior d'Arancio, Gargano. Non è così, non è che si prende una pianta, prende e mette a dimora in un altro posto. Certo, ci sono i C'è tante cose. microclima indispensabili come quelli di Punto Zero. Abbiamo fatto una passeggiata, io la sera poi sono stancato, devo dire, perché È stata una bella passeggiata. 50 ettari sono un bel po' da visitare. È stata una bella passeggiata e anche, come dire, la biodiversità che in qualche modo abbiamo incontrato tra il bosco, il vigneto, il seminativo, no? Sicuramente È stato bello. Un'azienda che vale, devo dire, un'azienda che merita una visita, come del resto tutte le altre aziende, anche delle altre signore, donne del vino. Che man mano andremo a in qualche modo conoscere, Inquadrare. perché uno dei nostri scopi è anche quello di portare ai nostri amici e coloro che ci seguono delle informazioni, cioè far conoscere queste cantine, perché spesso e volentieri non si conoscono. Oggi siamo qui e presentiamo Punto Zero e presentiamo Tessari, un pochino, più o meno Durello, Portogoldi, più o meno un altro Portogoldi. po', E dopo- poi basta? facciamo un bel brindisi a noi, un altro brindisi con l'altra telecamera. Può bere? Bene.